Buonasera e ben chiataz con Gnovis. Alle muart al Crodi d'Avian a 65 anni di età il presidente del Parlamento europeo David Sassoli alle manchiat vie parlagnot colpe di une grivie complicanze causionate di una disfunzione del sistema immunitario. Ieri ricoverata al Crodi ai 26 di dicembre passato. Talla plui strente riservatece, come che lui aveva voluto, i nostri servizi sanitari al centri di riferimento oncologico e ieri è stato da alla commentato il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, alla politica al mancherà un uomo di valore, un grande europeano. Con la muar di Sassoli, alla zontata il presidente della regione Massimiliano Fedriga, alle venuta manchià un uomo politico appassionato e fin, un dul che non strence il cur e una grande perdite perdute la comunità. Sentin il riguardo di Sassoli che nos fa il segretario regionale del Partito Democratico Cristiano Sciaurli. Alle muerte al Crodi Avian, lì che è stata già ricoverata il 26 di dicembre, abbiamo mantenuto il dovuto riservo anche alle vicinanze alle famiglie, ma fino all'ultimo la Cerudi continua a fare il suo lavoro, perché noi abbiamo voluto bene prima come giornalisti, per sua sobrietà, per sue competenze, per un giornalismo che tanti svolti come il manche, e sono ridotti abbiamo voluto bene, lo abbiamo stimato, è stato un esempio, per la ridato credibilità e forza all'unità europea. Mai come in questo momento l'Europa è stata vicina ai cittadini, ai paesi, anche per superare il dramma delle pandemie, ma io credo che non l'ha così scontato fino a poco tempo fa e lui è stato uno degli artefici di questi cambiamenti, di queste svolte che ha portato l'Unione Europea un lavoro più attento alle esigenze dei suoi abitanti e io credo che ho ricordato per questo e fino all'ultimo lui ha lottato e ha continuato a lottare per un'Europa più forte, più attenta alle esigenze dei popoli e dei diritti. Rino Ricigliano, azienda la Guardia di Finanza in pensione di 73 anni, alle muar voi di mattina in un incidente stradale a Chiarlins. La sua macchina gliela de sbatti quintri di un pulmin di scuole, dula che avviazzavin, siet fruts dall'asilo, 3 e sono restati feriti in maniera leggere. Il trus è succeduto un momento prima dall'isvot, io per la vecchia strada provinciale 3 che mene a Maran, dall'incidente, dula che gli restati chiappate dentro anche una seconda macchina alle muarti il financier che guidava la Suzuki Ignis che probabile ieri vignuto un mal. Il quarto cencevite di un giovane di età dai 25 ai 30 anni è stata chiatata alle 7 di mattina a Gurizze, parzore dalla galleria ferroviaria al confine tra Italia e Slovenia. Ad all'allarme è stata una femmina che si è inacquarte dal quarto di stirat partiere. Sul puesto è arrivata la polizia dalla questura di Gurizze. Le investigazioni sono state dopo passati 6 colleghi dalla polizia di Nova Gorizia. Non sono claris le cause dalla morte gli state disponute un'autopsia che sarà fatta a Lubiane. Pore a Cosean per una rapina tale speziarie in slar dal municipi. Un momento prima dalle 6 di Nosere, un delinquente è venuto dentro dalla bottega con tune mascherine sulla muse. L'uomo ha minacciato con tune lame la speziare e gli ha ordinato di passare i beis che aveva in casse. La femmina gli ha dato che aveva in quel momento qualche centenar di euros. Con di più il Lari ha portato via anche il taccuin a un cliente. Il delinquente alle schiampato fa simpiardi ogni olme e gli da orman partite la chiace a rapinador. Turbade la comunità di Cosean dopo la rapine. Vecca li speraulis dal sindic Davide Asquini. Sì, sono robe che non sono tante famose, stai nostri puesti e purtroppo però la criminalità arriva anche a Cosean e arriva anche ai piccoli centro. È succeduto che era in 5 e un quarto dopo di misdì che purtroppo è entrato un lari con un curtissimo in man e ha domandato i bes dall'incasso e anche i bes da sborsette da signore che lavoravano in dentro. Per fortuna non è succeduto nulla di grave, se no ovviamente il reato di per sé, che le bruttissime robe, ma también nessuno si è fatto male. Come saranno visionati le immagini delle videosorveglianze dal paese?
Sì, vi installato per fortuna proprio post mes fa le videotelecamere che sono proprio qui a 20 metri da farmacie e da place di tutte le frazioni dal comune di Cosean e credo che grazie a che insomma i laris avvedi le ore ormai contades. A lei di Liliana Resinovic, il quar Cencevite chiatata e cin di Zenart al par dal vecchio ospedale psichiatrico di San Juan a Trieste. Il riconoscimento è stato fatto dal Frari, dalla Femmine e dall'Om Die. O hai conosciuto Lili alla Didlon Fevelan a ore 14 su Rai 2 il suo orloi color di rose che avevi regalate e anche il suo giubbotto. Il riconoscimento è stato fatto traverso dalle fotografie, come si spiega il risultato dall'autopsia per capire quanto e c'è molto che è morta Liliana sparita di chiesa ai 14 di dicembre. Il Friul Vignesi e Giulia le un'evore d'oglie alla zona Naranzon. O vuoi ricordare però che con le misure che la conferenza dall'Is Region si aveva domandata al Guvier perché che hanno fatto la vaccina, il Naranzon alle come le zone blanche. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, il presidente della Regione, al spose la linea dal Guviar Draghi e al conferme che gli ospedali sono sotto pressione per colpe di che non sono vaccinati, cence i Novax alla DIT o saressin in zone blanche. Vue in Friul, Vignesi e Giulia si conti in 4.187 nuovis infections e 9 morts di Covid. Le vittime hanno dai 66 ai 92. Le persone ricoverate in terapie intensive a Calina 37, invece di pazienti ospitati in altri reparti dagli ospedali sono 353. Le persone in isolamento sono 37.470, 110 i news positivi entri il personale dal servizio sanitario regionale, 73 tra gli casi di ricover per anziani. Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, al fassi il pon sulla situazione dal Covid in città e al sburte la Inta metti su gli mascarinis FFP2 e a fa la vaccina. Alle poco movimento a Udine in chi dice che il problema è il Green Pass per entrare al bar, per consumare il caffè, anche se intassi fuori dal bar. E poi che il controllo che viene fatto per dire se le persone hanno il Green Pass e anche la paura. C'è che la India è un po' preoccupata, l'aumento del contagio è alto e allora la India sta magari più a casa che viene attorno in città e fa si viodi. Purtroppo stiamo in una situazione difficile, questo aumento di case di Covid è alto, anche in città. Non sono a livelli magari di altre bande della regione, però anche qui i casi di Covid andè e l'ente ho credo che vedi un po' di paura. Controlli che vengono in fase sul territorio anche la polizia locale? Sì, anche la polizia locale interviene a campione e controlla se i commercianti, perché dai negozi per entrare a comprare alcol o anche da stessi bar per bere un caffè, bisogna prima mostrare il Green Pass, in pratica dimostrare di sei vaccinati, perché il Green Pass significa che una persona è stata vaccinata. Allora la polizia fa i controlli a campione e domanda se la persona che è dentro al bar è al Green Pass, se viene chiattata senza Green Pass è chiaro che scatta una multa sia per persone che non hanno il Green Pass ma anche per l'esercente che non ha fatto il controllo. Circa 400 milioni di euro di investimenti, 25 news trenos e rinnovamento della flotta regionale dentro dal 2025, con la consegna dal primo convoy dal 2023. Sono i punti più importanti dal nuovo contratto di servizi 2022-2031 firmato dalla Regione Friuli Vignesi e Giulia e di Trenitalia e presentato a Trieste. Presente anche il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e l'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia Luigi Corradi. Dentro dal contratto saranno investiti circa 400 milioni per l'offerta di servizi ai pendolari. A Tor di Zuin alle destin che i cittadini avevano di spietà.
un altro mese miec per capire se il sindic Marco Turco al continuerà a restare in carghe o se Enrico Monticolo al chiaparà il suo puesto. Alle selezioni amministrative di ottobre, i candidati avevano 544 voti parom. A vinci agli restar Turco, perché le più giovani di Monticolo per 3 mesi. Voi, dalla sede della regione a Udin, sono stati tornati a contare un'altra volta gli schedi che il TAR si era pronunciato e aveva passato per buon il ricorso presentato di Monticolo. I numeri però sono restati compagni, come la regione e passerà tutta la documentazione al TAR. L'udienza è provveduta per il 23 di febbraio. Alle dut parusgnoto, torniamo a vedere domani.